34esima edizione della Festa dell'Asparago Bianco dal marchio di denominazione di origine protetta DOP a Rosà. Nel fine settimana un ricco cartellone di manifestazioni per la rassegna dalla terra e dalle mani farà trionfare ancora una volta l'asparago, re indiscusso della tavola di primavera. Innanzitutto partiamo dall'asparago, che è l'eccellenza del territorio, per cui la promozione di un prodotto, ma la promozione anche del territorio stesso. Questo deve essere anche da riflessione da parte dei sindaci di tutto il comprensorio per trovarsi attorno a una promozione di un prodotto, ma sedersi per promuovere un territorio completo. Ecco l'area vasta che potrebbe partire anche da queste piccole manifestazioni che hanno un valore immenso di collaborazione tra i comuni. Una produzione di assoluta qualità, quella dell'asparago, riconosciuta non solo nel territorio veneto ma anche all'estero. Abbiamo anche la fortuna che il nostro asparago viene anche esportato soprattutto nei paesi asiatici, in primis il Giappone, un paese proprio che ogni settimana acquista i nostri asparagi e li esportano lì nel Sollevante. Quindi riconoscono proprio loro come popolo, riconosce proprio la qualità e l'eccellenza del nostro territorio, qual è l'asparago. Il programma si aprirà venerdì sera con la cena di gala a base naturalmente di asparago e di prodotti del territorio. Sabato la quarta edizione della marcia notturna alla Rosada con partenza libera dalle 19 e stand gastronomico. Domenica poi alle 9:30 l'apertura della 34esima mostra concorso dell'asparago bianco. Speriamo che ci siano molti partecipanti, ogni socio può presentare due mazzi che si chiamano in gergo ruote e verrà proprio prescelto insomma il vincitore. Nel pomeriggio di domenica, nella zona dello stadio, secondo Gran Premio di ciclismo Città di Rosà. Non c'è dubbio, insomma, a Rosà nel fine settimana a trionfare sarà lui con il suo inconfondibile sapore, l'asparago bianco.